Oggi, lunedì 8 febbraio, è ufficialmente inverno. Che schifo totale. Pepe, hai visto la neve? Buongiorno. Che freddo. Sì, mi sono rasata i capelli ieri, che era domenica, e non sapevo cosa fare. Ho messo il video su Instagram e su Facebook. E sì, volevo rasarli da un po' ormai perché erano parecchio lunghi e non stavano bene, quindi lo so che siete tutti dispiaciuti, no, dovevi farli crescere, ma io sto così bene coi capelli così che ve lo dico ogni volta e quindi non ce la faccio a farli ricrescere, li raso sempre perché sono estremamente comodi così, quindi vabbè, detto questo, ha nevicato come avrete visto. Purtroppo ha nevicato, cioè bene, ma purtroppo perché a me non piace. Stamattina o stanotte il piccolino è venuto a letto, è venuto sotto le coperte, amore. Prima di tutto però vi faccio la colazione, quindi banana. Aspettate, no, ho acceso la ventola, ecco la luce. Allora, la banana, poi vediamo se appoggiandovi qua posso stare sicura, anche perché le ho prese, erano verdi, sono quasi tutte maturate, cioè ma ne ho una strage di banane adesso, tutte da mangiare perché sono tutte maturate. Poi mi accendo la macchinetta del caffè e mi faccio una tazza ma piccola di caffè latte. Aspettate perché ho paura che cada il telefono, fermi là. Eccomi, faccio la mia tazza più piccola, però ho paura che mi faccia male anche il latte, quello senza lattosio, perché il lattosio c'è in ogni caso, minima quantità ma c'è. Qua c'ho un casino assurdo, oh no, ieri sera ho fatto la pasta con il pesce, non l'avevo mai fatta, gli spaghetti ho fatto, aglio, olio, peperoncino, pesce, e quel pesce già pronto, surgelato, che bisogna mettere in padella, condire, eccolo lì. Vi ho cambiati di posto perché devo prendere le mie robe, i miei integratori, i miei fermenti lattici, quindi cambiate posto. In realtà devo spalare la neve, dettagli, devo andare a prendere il pane e voglio chiedere a mia mamma se si riesce ad andare su in macchina, su a casa, perché devo riportarle il rasoio. E quindi ne ho di cose da fare. Qui in casa non ho niente da fare, più che il letto, basta. No, ma dovrei andare a prendere il pane perché sono senza, abbiamo proprio finito. Sono stanca morta e sudatissima. Ho tolto tutta la neve e adesso esce il sole. Cioè, vi pare? Uno fa una fatica boia per tirar via la neve e poi esce il sole. Cioè, va bene. Va bene, è lunedì e questo significa che è lunedì. Cioè, fai le cose per niente. Sono in macchina adesso. Se nessuno rompe le palle parto. Nel senso, ho già fatto spesa, Adesso vado su al villaggio, voglio vedere quanta neve c'è. Ho precedenza io, stronzo. Ok. Sì, adesso lo faccio passare perché ho uno dietro. Ci sono i bambini che giocano nella neve. Solo che è tutta acqua, cioè è neve sciroccosa, non è neve bella. Salve, sì, io parlo col telefono. Se vi date una mossa, che io non ho tutto il giorno per muovermi. Ok. Oddio, c'ho anche lo skibus dietro adesso, ma ti pare? Cioè, uno si toglie. Mi sono tolta dalla strada perché avevo la macchina dietro. Adesso lo skibus. Oh
mamma mia. Lo ski bus è il pulmino che porta gli sciatori sulle piste. Spero vi sia piaciuto questo pezzo di video nella neve nel villaggio Corte delle Dolomiti. Chiamiamolo come dovrebbe essere chiamato, ex villaggio Eni. E qua sono di nuovo in mezzo alla neve. Adesso devo andare giù a casa. Ci sono le capre. Sono qua. Amore. Ciao. Come? Dai. Vieni a mangiare il panino. Quindi abbiamo le caprette. Queste sono scappate. Non è che sono scappate, mi pare che non abbiano neanche il recinto queste. Di solito stanno sotto la birreria Boucher. E invece oggi sono venute qui a casa nostra. Ok, è mezzogiorno, è meglio che vado a casa. Avventura con le capre. Succede anche questo. Adesso sono andata in su perché queste qua sono le caprette che praticamente vedevo dal centro benessere quando lavoravo lì. Sono stata con le capre, mi sono sentita molto Heidi oggi. Pranzato, ho lavato tutti i piatti, adesso mi bevo il mio caffè latte. Sì, è già il terzo oggi oltretutto, quindi anche troppi, veramente troppi caffè latte. Troppi caffè latte. Bah sì, facciamo finta che sia italiano. Troppi caffè latte. Niente, avete visto le capre, che fighe. C'ho i due gatti che fanno casino, giocano come matti. E sapete che dovrei allenarmi oggi? Io ho un pazzo in casa, qua. Credetemi che io ho un pazzo in casa. Ah, col topo sta giocando, ecco perché è così pazzo. Piccolo! Pipo! Il topolino! Ce l'ho io il topolino! Prendilo! E questo è il tappeto! Questo una volta era lì! Però quei gatti i tappeti spariscono. Quindi se avete gatti è meglio che non tenete i tappeti. Anche perché sono da pulire dopo, non posso mica metterlo io il tappeto! No, è mio il tappeto! Dammi il mio tappeto, gattino. Non mangiargli le frange, dopo le fai nella cacca. Dov'è il piccolo Pepe? Sotto, vero? È sotto, vero? Cosa sta facendo? Ti vedo, Eccomi qua, mi sono allenata, ho deciso di accettare il piano settimanale di allenamento, sempre sul sito di IMP Trainer, cioè io vado su YouTube, sul loro canale, e poi vado nel sito, e
faccio la settimana di prova, praticamente ogni giorno per 5 giorni ho l'allenamento già fissato e quindi oggi ho fatto bruciagrassi, però è stato abbastanza tosto per gli addominali, veramente tanto, perché ogni esercizio devi tenere gli addominali contratti e io faccio una fatica tremenda a tenerli contratti, cioè non ho proprio gli addominali e quindi veramente molto complicato è stato, però l'ho finito, 29 minuti, 200 qualcosa calorie, una cosa del genere, quindi un bel allenamento. In questo videoblog devo salutare una persona. Allora, io saluto Ginevra, che è una bambina, e lei e la sua mamma mi guardano sempre la sera e quindi sono contentissima. Tra l'altro la sua mamma mi ha chiesto di fare più vlog, però veramente fare più vlog già una settimana, cioè dovrei farne almeno uno al giorno, quella sarebbe la cosa, però non faccio un vlog al giorno perché comunque è impegnativo e se devo fare altre cose va a finire che non registro niente e il vlog salta, quindi preferisco farlo una settimana, quindi 5 giorni di vlog insomma, in uno solo perché mi è più comodo per me. So che piacerebbero più vlog insomma, però faccio così. Quindi Ginevra, io ti saluto, fai la brava con la mamma, fai la brava. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dimmi Pepe. Bunny. E quindi buongiorno anche da me. Adesso apro la vetrina per guardare la TV. No, mi accendo un po' la TV e devo fare fuoco. Faccio subito fuoco anche se è ancora tiepido il forno, ma gli angoli sono belli freddi, quindi bisogna fare fuoco. Faccio casino. Ok. E poi mi serve la legna. Oh, là ne ho di legna fina. E niente, cosa volevo dire? Ho già il computer acceso e ho il latte in microonde. Ecco, mi ero dimenticata il latte. Anche oggi ho l'allenamento da fare e oggi ho circuito più ABS, quindi più addominali, 42 minuti totali, quindi sono 2 allenamenti praticamente. Ci aggiungo anche le patate lesse di ieri sera. Buongiorno, buongiorno. Ho la neve ovunque. Cioè, ha fatto neve, ha fatto bufera, da quello che ho capito. E c'è neve ovunque. Da quello che ho capito, perché sono stata a letto fino adesso, sono quasi le 10. Quindi non avevo voglia di alzarmi, ho guardato video su YouTube e questo è il risultato è che è pieno di neve. Le mie cose stese, ovviamente, sul bastone della tenda, perché è ovvio, no? Tutti stendono lì. E qua hanno fatto un gran casino i gatti. Vedo che hanno fatto molto casino, quindi adesso devo dare per forza da mangiare perché è tardissimo. Situazione di oggi praticamente è questa. Io ho la neve ovunque, cioè anche sui davanzali e qui sullo scalino non posso uscire, anche lì. Vorrei far uscire i gatti, solo che poi entrano e mi lasciano le impronte. Però volevo far vedere ai gatti la neve. Come faccio? La raccolgo? Pepe, cosa sto facendo? Hai tolto tutta la neve! Aspetta, amore! Aspetta! No, aspetta, Pepe! Non si gioca così!
sono ancora qui col gatto, con i gatti. Il piccolo non capisce cos'è sta roba bianca che è fredda e poi si scioglie e non capisce. Panna non gliene frega assolutamente niente e Pepe invece va matto per la neve. Cioè avete visto come affondava la zampa nella neve. Rieccomi, sì, la roba stesa, Dio. Mi sono allenata e ho fatto tutto, mio moroso è andato via, per cui adesso faccio un pezzettino di video e poi ristacco perché dovrebbe tornare tra un po'. E niente, adesso mi faccio un po' di tè caldo e mi sono allenata appunto. Ho fatto abbastanza fatica sulle gambe oggi, però devo dire che non è andata male. Ho fatto anche lo stretching e il defaticamento e quindi sono contenta. E niente, adesso non so cosa fare. No, in realtà vorrei creare. Ieri sera mi sono messa a usare il pannolenci, che io ne ho un botto di pannolenci. Mi ascolto 2 messaggi vocali che mi sono arrivati, poi mi faccio un tè caldo e poi non si sa. E questo qua dietro è il pelmo, ve lo metto a fuoco un secondo. Eccolo là, ok. Niente, sto andando su da mia mamma a vedere se ha bisogno per inglese e quindi sono con la macchina, ma volevo fare proprio la foto a questo paesaggio molto invernale. Eccomi qua, oggi è giovedì, sono su dai miei, si vede, aspetta, cioè, se ti giri magari ti si vede, no? Ecco, mi sono già allenata, è quasi mezzogiorno. Pomeriggio vado a fare spesa e quindi non ci sentiamo, ho tutta un'irritazione a un occhio e niente, ecco, suonano le campane del mezzogiorno, io mi sto bevendo un po' di caffè latte, però oggi non penso dire, forse registro un po' in macchina, ecco, e niente, vado al Lidl e se trovo qualcosa magari vi faccio un video, però mi sa che non comprerò tantissimo, magari faccio un video spesa e... Sì, non comprerò cose extra, ecco, comprerò cose che servono veramente e quindi magari vi faccio un video spesa. E niente, niente. Stella si sta lavando sul tappeto. Ta-tan! E niente, dai, vi saluto e magari ci sentiamo più tardi. Rieccomi. Allora, sì, da stamattina che non mi faccio sentire, lo so. Praticamente sì, sono stata a fare spesa al Lidl. Ho registrato il video spesa questa volta, non so quando andrà online, comunque l'ho registrato e vi faccio vedere anche in anteprima il mio nuovo peluche. Sì. Ok, non sono a casa da sola, si è capito. Ok, è suonato il telefono, quindi ho dovuto staccare. Adesso finisco di mettere via la spesa, che ho ancora giusto quelle cosine sul tavolino da mettere via. E devo portare fuori le immondizie qui nel lavandino e poi basta, ho fatto tutto, penso. Sì, ho fatto tutto, devo solo pensare alla cena e sono le 6:10. Io vi saluto e ci vediamo domani, che è venerdì, e anche domani sarà corto come vlog, ma insomma ho fatto lungo gli scorsi giorni. Ho fatto lungo, non è italiano, lo so. Comunque domani ci vedremo insomma di nuovo. E quindi vi saluto e vi auguro niente, perché per me è sera, per voi chi lo sa, mattina probabilmente, quindi non vi auguro niente, ci vediamo domani. Buongiorno, in realtà sono le 11 già, perché mi sono svegliata alle 10, cioè è suonata la sveglia, l'ho spenta perché ho detto tanto c'è il mio moroso a casa perché sta male e quindi sta a casa questi giorni, e invece sì, sto a letto e invece mi sono riaddormentata, sì, che mi sono svegliata alle 10 e qualcosa era. E quindi mi sono alzata tutta di corsa, ho fatto tutta la roba dei gatti, ho portato dentro legna, ho fatto 2 giri, tutta una corsa perché aveva freddo, dovevo far fuoco. Mi sono fermata solo adesso, che sono le 11, e non ho fatto niente di colazione. Ho mangiato una banana alla veloce proprio, e mi sono presa gli integratori, basta, cioè ho proprio di fretta. Adesso sono già le 11, quindi oggi volevo andare all'Eurospin, invece non è... Devo prendere 2 cose, non tante robe, veramente 2 cose all'Eurospin, però
cioè non riesco perché comunque è già tardi, devo prepararmi, non ci riesco. Quindi niente, oggi ho inglese pomeriggio, sapete già, e mi metterò a creare prima di andare a inglese. Così mi passo il tempo e sto facendo dei nuovi portachiavi. Li avrete visti, li ho messi solo su Instagram, quindi probabilmente se li avete visti là e non da altre parti. Niente, adesso io vado a farmi un giro perché sono stufa di stare in casa. Ho dormito fin prima, adesso vado a farmi un giretto qua in paese e basta. Il programma di oggi è molto molto semplice. Tra l'altro non so neanche se farò il pranzo perché lui sta così e non riesce a mangiare, quindi mangerò io qualcosa, un po' di insalata. Non ho voglia neanche io sinceramente di mangiare. Ah, ho i toast, li ho fatti ieri sera i toast, ecco, e quindi devo fare quelli. Beh, oggi mangerò toast di nuovo, per forza. Va bene, io adesso al computer non ho voglia di mettermi perché sennò dopo sto lì ore e non mi stacco più e quindi non mi metto al computer e vado a farmi un giro. Sono quasi le 7 di sera, è appena suonato il tostapane, sto mangiando toast e aspettate che sennò si vede la TV e non voglio. E niente, dopo mi metto un po' a creare e poi mi metto a fare un pochino di inglese, visto che sono fresca di lezione, solo che ci spiega sempre tantissime cose, e ogni lezione c'è tantissima roba da imparare. Comunque, il vlog si chiude qua, il vlog della settimana. Io ho un ammalato in casa, vabbè l'ho detto. Qualcuno ha appena parlato, ha detto è entrato lo zombie. L'ammalato. E niente, quindi io finisco di mangiare. Panna è sulla panca perché aspetta di mangiare anche lei il toast, perché lei adora i toast. Le do solo il pane con il formaggio, però adora lo stesso. Ecco, la pulce l'hai sotto? Sì. Boh. E niente, io concludo questo video vlog della settimana. So che non è stato proprio lunghissimo. Qualcuno sul divano. E va bene, dai. Niente, questo weekend non faremo niente. Ahimè, non si andrà da nessuna parte. Purtroppo, comunque, niente. Vi saluto, vi ringrazio. Seguitemi sui tutti i social che ho. Quindi giù nell'info box trovate tutto scritto. E nient'altro. Vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video vlog. Ciao a tutti.